Buondì cari amici della Maratona Veneta, la parola è un po', la parola è maraviglia, sta qua non so che si chiama maraviglia, ma la Z è una maraviglia, guarda che bello, 5 foglie, va bene, e dai che lo metto so, a posto, maraviglia, parola veneta, quasi è la versione italiana corrispondente di questa parola qua, la Z, lo metto qua, meraviglia. Bon. Uno dice, ecco, è evidente che praticamente è la stessa parola e ora è la stessa lingua. No, perché se ne andiamo a vedere, anche il francese merveille è esattamente la stessa parola. Tutte queste parole qua e deriva dal latino, che adesso che ve lo dico, capirei che cosa che è una meraviglia o maraviglia. Infatti che chi, specialmente veneziani e trevisani, che dice la meraviglia, ma che arriviamo. E in latino era mirabilia. Mirabilia, neutro plurale prima del tutto, ma dopo diventa anche singolare femminile. Una roba che, o le robe che le si da ammirare. No, mirabile, quindi da ammirare, mirabilia diventa maraviglia in Veneto. Va bene? Allora, intanto quando che in italiano catemo gli, per derivazione da sta roba qua, in Veneto catemo solitamente gli, normale, no? Perfetto. Anche se avremo da dire, e i veneziani lo sa perché loro, mia tutti, però loro la adoperano ancora adesso, qua che c'è chi che dice g, maraveggia o meraveggia. Bon, maraveggia. O che abbiamo scritto su testi e ancora adesso i veneziani lo dicono che se anche mi pare che sia arriva da Maraveggia o cae da Maraveggia a Venezia. E sui dizionari del veneziano, beh, sui testi si cata, stiamo sul veneziano, questo discorso del G, si cata sia con la E che con la A, e si cata sia con la G che con la Y o con la I graficamente rappresentata, ma sempre la parola e il suono è sempre stesso. Cosa voglio dirvi? Che in realtà sta variazione qua tra G e tra Y sul veneziano ancora i veneziani dicono ad esempio maraveggia, ma se uno mi cerca di testi che ha scritto che sia anche maraveglia e però te domandi veneziano ti dice che è una roba da contadini, da gente della terraferma, no? E invece te domandi a quelli della terraferma e ti dice maraveggia è una roba da veneziani, no? Qui là. Ecco, ancora fotografando l'istante da adesso, si può dire che sia così. Ma se uno va in cerca a rumare dentro, e allora uno potrebbe dire, vedete, questo è il veneziano, sto qua è il padovan, e quindi se è tutto differente, quindi se sono lingue diverse, non si capisce, monade. Monade, monade. Perché uno va in cerca dei testi del veneziano di qualche secolo in trio, e cata che è scritto maraviglia al posto di quei che il suo stesso posto di quei che ancora i dice maraviglia. Se uno facciamo la prova contraria, se uno va in cerca sui testi padovani di qualche secolo fa, qui che dice maraviglia è cata scritto che scriveva anche maraviglia. E allora cosa vuol dire? Vuol dire che le varietà che adesso, fotografiamo adesso, quindi in visione sincronica, attuale, e che vediamo attualmente in questo istante in Veneto, che sono delle varietà. Ma se mi vago a cercare sotto queste varietà, dunque vago in prospettiva diacronica, si dice, dunque vago a variare la variabile tempo, cato che dove che c'è la Y sotto cato anche la G, e dove che c'è la G sotto cato anche la Y. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è queste due possibilità e fa parte del patrimonio veneto, una volta dal punto di vista, diciamo, della rancura temporale, e che sei tutte e due. E a Padova ancora se preferisse realizzare questa roba qua, a Venezia se preferisse realizzare questa roba qua, ma se va quindi peccato tutte e due, da tutte e due parti. E ora evidentemente si tratta di rendersi conto che è la stessa roba. De sicuro in Veneto non catemo e sono gli de meraviglia, perché non le sti due suoni qua, tutti e due sono presenti in tutte le varietà a livello del fono proprio, ma il suono gli per esempio è completamente assente in qualsiasi variante del Veneto, proprio non gesè. E infatti è una roba del toscano, dell'italiano. Un secondo solo su questa roba qua, la tendenza del Veneto, la se che le vocali prima della R, specialmente na E prima della R, ha tendenza a sbassarsi, ha tendenza a diventare AR, ma che ne abbiamo già parlato sulla parola marcare.
se qui deve a vedere. Bon, che ne parleremo, beh no, sto roba qua credo che sarà l'ultima volta in te a maratona che ne parleremo, però se è interessante confrontare il fatto che l'inglese, che il dise, l'inglese che viene dal francese, il francese che ha merveille, e ora la E, merveille, spero di scrivere corretto. E invece la versione che gli inglesi che parla dal francese merveille, è marvel. E l'aggettivo è marvelous, meraviglioso. E ora l'inglese è gado parare sbassamento come il veneto, invece è il francese, al manco l'attestazione di adesso, a gara mantenuto a vocale centrale come che ha fatto il toscano, ma tutti questi qua i viene fuori dal latino che aveva vocale alta. E se mi metterò a fare un video più avanti dopo la maratona che per spiegare meglio certi passaggi più importanti, in particolare sui vocali, vedremo quanto è fondamentale che si capire questo ragionamento qua. Ma intanto per un po', per la maratona veneta, a maraviglia abbiamo fatta. Va bene? La nostra maratona la va avanti, siamo all'episodio 83 fatto, che ne manca di 7, che fosse meglio il metro, vi ricordate che l'era lungo 1 metro? E adesso 1 centimetro alla volta che ne manca solo che di 7. Boh, a se vediamo domani con la nostra maratona veneta.